Ciao ragazzi, oggi siamo saliti sullo Spitz de Zuel, una cimetta in Val Zordana, però una cimetta veramente bellissima perché offre un panorama da vicino sul gruppo della Moiazza e il gruppo del Civetta che vedete alle nostre spalle, un panorama mozzafiato. Ma è un itinerario dato a moltissimi. Noi oggi siamo saliti con le ciaspole perché c'era un po' di neve fresca, si può altrimenti salire con ramponcini ed è una salita veramente remunerativa, molto panoramica. Dopo il primo quarto si apre e si possono vedere i gruppi della Moiazza e Civetta a vari livelli e varie altezze, il che rende veramente spettacolare l'itinerario. Ora vi facciamo vedere la salita. Continuate a vedere il video. Ciao! Ed eccoci qui in macchina a avvicinarci al nostro punto di partenza, con le luci dell'alba che avvolgono già le cime della Moiazza. Raggiunta Chiesa, una piccola frazione di Val di Zoldo, parcheggiamo e opportunamente caricati ci incamminiamo nel bosco. La salita comincia molto comoda, anche perché percorre una strada forestale discretamente innevata, ma di moderata pendenza, e spesso transitata anche da sci alpinisti. Dopo circa un'ora, il bosco si dirada e questa vallata comincia a svelare le sue assolute meraviglie. Pronti? Via! Vai! Io resto qua. Come si scende? Alla grande! Incamminandoci nuovamente in direzione del Civetta, imbocchiamo la via del ritorno. Ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se sì, magari metteteci un mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Noi vi diamo ora appuntamento al nostro prossimo video e vi auguriamo una buona e sicura montagna.